Mario, ci ritroviamo qui veramente ormai a cadenza. Sì, un'altra volta. Ancora Chef, tu? chef in tavola. Chef in Ma tavola. guarda tu. Ma guarda tu, guarda tu. Qui c'è. Siamo in diretta naturalmente. Siamo in diretta Siamo in con diretta, Steve, siamo in diretta. Andrea Valentinetti. Bel nome. Anche il patron di casa. Tra poco, fra l'altro, ha partecipato a una trasmissione nazionalissima. Sì, madonna. Sempre no, voglio dire che qui a Padova ormai la ristorazione sta decollando, anzi direi gli chef si stanno distinguendo E lui è uno di quelli. e lui è uno di quelli, ma anche il gruppo, diciamo. Esatto, eccoli là. Li vediamo Eccoli là. alle spalle. Aspetta, possiamo fare una zoomata? No, beh, è già filmata. Zoomiamo? Sì, zoom, vai, eccoli lì, vedi che stanno lavorando all'acremente, mi sembra, sono tutti che stanno lavorando. Adesso, scusa, c'è il riflesso. Dai. Comunque no, primo piano per il padrone di casa. Sì, no, guarda che lo stai tagliando, vedi, portalo un po' più in qua perché sennò gli tagli la testa, ecco, benissimo. Benissimo, anzi, allora io approfitterei per farci... Un attimo che... Non molla il microfono. Non mola il microfono. Mai, e la prima regola che ci insegnano è quella che il microfono, sai che ogni tanto tentano sempre di portarti via il Ci microfono. parli del suo piatto. No, allora, leggiamo qui il tuo piatto. Pesce bianco, zafferano, arancia e mandorla. Anche perché tutto questo è raccontato ogni giorno qui sui nostri social e quindi in qualche modo siete sempre in contatto con il vostro pubblico. Sempre. Però stasera c'è un contatto personale diretto, giusto? Sono qui. Giustamente. Allora, raccontaci un pochettino. Cosa hai Un piatto, preparato di buono? è un piatto molto particolare dove andiamo a prendere un trancio di pesce bianco, in questo caso abbiamo un'ombrina, la lasciamo leggermente marinare 6 ore, dopodiché la cuoceremo in padella da ambo le parti, la serviamo su un piatto insieme a una spuma, in questo caso di crema di patate e zafferano, quindi un colore molto giallo, molto intenso. Aggiungeremo il tutto una nota di freschezza data da un sorbetto all'arancia e curcuma fresca, quindi molta esplosività, un po' di acidità e anche un po' di radice, in questo caso della curcuma, e poi finiremo con una chiffonade, quindi un sedano crudo con una mela verde, per dare un tocco di acidità e freschezza al piatto. Ecco qui il mio esperto e vorrei che tu Il gli crunch. dessi un po'. Il crunch, non ho sentito il Il crunch. crunch. Dov'è Il il crunch crunch? è questo dato dal sedano croccante. Ah, non avevo capito, scusa, ero distratto. Anche perché in ogni piatto ci deve essere un po' di acido, un po' di crunch, un Molto po' di, crunch, un po' di masticabilità, un po' di rapa rossa. un po' di rapa rossa. Non giusto? abbiamo usato la Non rapa abbiamo- rossa. Forse uno chef negli antipasti usa la rapa rossa questa sera. Che c'è alla fine, magari salta fuori dietro le... Questo pane, chi lo fa? Voi? Pane, lievito madre, in questo caso abbiamo grani antichi siciliani. Buonissimo. Si mangia sempre da radici? D'altronde questo è un bellissimo posto che ci metteremo volentieri le radici. Volevo... No, venga lei. Intervistiamo anche il signor Di Rocco. Intervistiamo anche il signor Di Rocco. perché questa No, sera- uno alla volta, non tutti, perché sennò non ci Stasera è stiamo. un piatto molto importante, perché è al piatto di mezzo. Piatto di mezza portata, un riso. Ah, è perché mi nasconde il mio collega, no? Aspetta che prendo posizione. Questo è il mio lato migliore. Ma se voi vi mettete qua, bene. Tu guarda un po' noi e un po' là. Hai fame? No, io sono già a posto. Guardiamo qui che cosa hai preparato tu. Niente, io ho preparato un classico, visto che risotto. Io arrivo dalla provincia di Pavia, Robbio, e quindi non poteva mancare il risotto. Zona di risaie. Zona di risaie e zanzare, precisiamo, ma. Mettiti un po' più qua. Bisogna prendere un grandangolo qua, non è che. C'è uno Ma perché fondo che si nasconde. si nasconde? Dai, Adesso è un po'. dai, lascia raccontare il piatto. Allora, No, è un risotto classico, mantecato con una salsa al pomodoro, composta da 3 tipologie di cottura di pomodoro e arricchita con della burrata e del basilico. ma cosa dici di questo risotto? Che riso ho usato? Chiedi del Sì, che riso hai usato? Ovviamente è un risotto delle mie zone. Cioè? Mica posso fare pubblicità. Io può fare pubblicità. Ok, Puoi farla. riserva San Massimo allora, va bene? Ok. Puoi farla perché tanto al massimo ci arriva una denuncia a te, all'ordine. Me no. Facciamo anche il nome e cognome a chi deve Sì, dare sì, la denuncia. esatto. Perché il suggeritore occulto. Il suggeritore è lui. Come mai
È un Carnaroli. È un Carnaroli, la marca è Gran Riserva. Vabbè, cioè, cercavo di stare un po' più largo. Un po' più largo perché qua non si sa cosa si becca poi. Va Bene, ti ringraziamo. Di nulla. È già pronto? È già qua nessuno. È già pronto, si mette un attimo nel microonde e si porta fuori. Boh, ci siamo fatti 2 risate almeno. Ma... Esatto. Da casa la Adesso portata. facciamo vedere come funziona il microonde in una cucina di un ristorante. Esatto. Ok. Qui ci uccidono se andiamo avanti così. Esatto. Ti Buona ringraziamo. continuazione. Grazie. Avanti il prossimo. Ah. Eccoci qua. Ah, lui è più alto, bisogna che stiamo un po' più indietro perché ci stiamo? Siamo, mi abbasso. Dai, vieni qui a fare una domanda, Mario. Vieni. Eccoci. Fai una domanda Faccio una domanda seria. difficile. No, una domanda difficile. Come mai non c'è scritto il tuo nome qua? L'ho dimenticato. È grave questo, No, ho dimenticato proprio il mio nome. Ah, ecco, smemorato di Colegni. Cosa ha preparato? Allora, Smemorato di Colegni. allora, Cioè, si è ricordato di mettere un po' di sale? Sale? No, che arriva alla fine, per cui... tu sei con la Con lo zucchero. Con lo zucchero, Sì, dolce? certo. panna. Allora no, scusa, vai via tu. Come vai via? Cioè, Tu, il dolce ma viene facciamo un sempre alla menù. fine. No, il dolce viene sempre alla fine. Via. Già eliminato, vedi? Allora, tu sei Andrea Andrea Bozzato, la posa e degli sei Agri, praticamente il primo. il primo, quindi a te l'onore di aprire un po' le danze, che è anche un po' un bel rischio perché subito la gente ti giudica, no? No, certo, però andiamo, insomma, partiamo con un cavallo di battaglia nostro, ecco, un piatto che è arrivato in finale al Festival 2016. E... Festival Triveneto del Baccalà, Esatto. una delle manifestazioni più importanti, direi la più importante in questo campo. Esatto, quindi partiamo con lui, ha subito naturalmente nel tempo alcune modifiche e adesso insomma, partiamo appunto con questo abbastanza deciso. Baccalà, ecco. col baccalà. Partiamo col tramezzini Di, baccalà. di salato, essiccato, qui baccalà. No, stoccafisso. Quindi Sì. il baccalà nella sua eccezione veneta. Esatto. Abbiamo rivisto un po' un ingrediente Tantissima roba base. questo piatto, tra l'altro. Sì. Questo piatto è tantissima roba. Ma è quello solito che fa ormai da una vita. Esatto, è una vita da un anno. È un anno. Il solito wafer che... Esatto, basta. No. Questa sera Mario è in vena molto così, Sempre con la pittoresca, no? cipolla di Tropea. Cipolla di chioggia. Di chiodo rosso. Sì, rossa. La tua cipolla È allora? una rarità, non esiste la cipolla rossa a chiodo, comunque è una rarità. Noi chiamiamo di chioggia perché comunque lavoriamo sempre con orti locali, quindi Ibridi geneticamente Sono modificati. venuti nel tuo orto a prenderla. guarda. Per questo dico una rarità. Non esiste, esatto. Benissimo, quindi Esiste. Lui è molto bravo, andate pure alla Posa degli Agri, ricordate di invitarmi. no, soprattutto siamo alla prossima tappa, insomma, quindi giusto, quindi già preannunciamo. e già oltretutto la penultima tappa, quindi Abbiamo poche, 30. no, possiamo anche aumentare un po', certo. Anche perché è un ambiente il vostro molto bello, sia Sì, interno che vasto, all'esterno. è vasto, esatto. Ci sono i cavalli, No, i cavalli no, neanche gli asini ci sono in menù, no fuori. Io non so se Però- ti ricordi che sono venuto quella volta dell'ICE e avete fatto veramente un bellissimo... Beh, adesso stiamo sviluppando ancora, certo, mi ricordo che avete anche gli dei esterni. progetti, esatto. Sì, adesso stiamo partendo. Basta, gli stiamo dando troppo spazio. Basta, vedi. dopo i suoi colleghi. Prendiamo Beh, l'ultimo che allora, abbiamo ringraziamo preso Andrea Bozzato. Grazie a voi. Ecco, prima. Non vogliamo trattarti male, però Mi sono sentito un po' trattato male. sì. Però così vabbè, hai dai. due volte. Hai doppia visibilità, guarda, col fatto Vediamola che- così. E poi finalmente si dice sempre il gran finale, no? Gran finale sarà dolce, sarà fatto tutto con le verdure, non mi ricordo più come si chiama il piatto, facciamo dire Esatto, giochiamo con... C'è la panna e le fragole che è un classico, che è un però, classico, che però ovviamente non utilizzeremo in questo caso panna vaccina, ma una panna trasformata partendo da un latte di soia, praticamente. Una panna alternativa. ogni tanto alternare. alternare, sì. E poi si giocherà con fragole, lamponi ed erbe aromatiche. Ci sono le 5 Stelle al governo, quindi Non fare politica adesso. no, perché non è- non è il contesto... cioè, le stelle, le 5 Stelle.
Anche loro al governo. appena- Non sapevo che Si è gli appena- stellati si è Michelin. appena concluso il Bocuse. Cosa ne pensa della conclusione del Bocuse? Cosa ne pensa? Lei lo sa che siamo comunque riusciti a entrare in finale? Sì, sì, ho seguito qualcosa, ma Le sue ispirazioni quando al Bocuse? le mie no, io sto nella mia piccola cucina a fare... Potrebbe essere un'idea, scusa. perché no? Cucina Ma vegetariana? no, non diciamo mica di no, anzi. Domani inizio sponsor per Guerriero, magari. Si sa mai. Sentiremo il mercato ortofrutticolo che domani ho un appuntamento per un'intervista. Bello, Eh? bello, ottima Il idea. MIPAP, cos'è? Non mi ricordo mai come si chiama. sì, una roba del genere possiamo dire. 5 cuochi, guarda, ci sono, mandiamo il Bocuse d'Oro, invece che al quarto appuntamento, alla posa degli agri che è, vediamo se è preparato, la posa degli agri Il prossimo evento il 2 luglio, 2 luglio. mi sembra. Bravissimo. Ha preparato lui che noi giornalisti. Pazienza. Bene, ti ringraziamo intanto Grazie a di voi. Buon lavoro. questa Grazie conclusione, a voi buon e lavoro, grazie. vedo che siete già avanti nella Infermento. preparazione e noi non ci resta altro che andare a assaggiare i piatti e poi invitarvi tutti per la prossima.